Hanno dato esito negativo i primi tamponi effettuati sui compagni di classe della ragazza del Telesio risultata positiva al Covid. Intanto il Comarca di Catanzaro è chiuso per 3 giorni, 19 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in regione. I cittadini di Gasperina protestano perché non vogliono ospitare i migranti positivi al Covid per come deciso dalla regione. La struttura individuata non è idonea. Conclusa da 2 giorni di audizioni della Commissione parlamentare antimafia Catanzaro. Morra, molti punti critici. Stamile di Libera, segno di attenzione. I carabinieri hanno scoperto in un'abitazione a Cosenza cocaina ed eroina occultati in un intercapedine del soffitto. Il Cosenza supera l'Alessandria ai rigori e avanza in Coppa Italia. Bella prova dei rossoblù con tanti giovani e super parate di Falcone nel finale. Al terzo turno anche la Regina che si sbarazza del Teramo. Buonasera dalla redazione TG10, dunque buone notizie al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza. Nei giorni scorsi la scoperta di una positività relativa a una ragazza, la figlia di una donna tornata dall'estero, risultata a sua volta positiva. La ragazza, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, è stata soltanto un'ora a contatto con compagni e una docente. Sono stati effettuati comunque per precauzione i tamponi su tutti i compagni che hanno avuto contatti con lei, seppur brevi. I risultati sono arrivati e sono negativi, quindi una buona notizia dal Telesio. Il bollettino lo vedremo tra poco, una situazione in Calabria che resta stabile ma da monitorare. Tutti negativi i tamponi dei compagni di classe della giovane studentessa del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi. Sono stati giorni di ansia e preoccupazione per le famiglie, ma il dirigente dell'istituto Iaconianni si è detto sereno. Sono sincero, no, non eravamo in ansia per una semplice ragione. Le misure di sicurezza all'interno dell'istituto erano state messe in campo tutte ed osservate con la massima scrupolosità da parte dei ragazzi. Quindi io ero sereno e sono ancora sereno per quello che è messo in campo nell'istituto. Poi va detto che la ragazza non è stata mai in copresenza all'interno delle aule, all'interno dell'istituto. La presenza della studentessa risale al 26 di settembre in un incontro che ho avuto io con tutte le classi in auditorium. Ma attenzione, ogni classe in orizzontale è stata invitata in giorni diversi ed in orari differenti. Per cui la copresenza della ragazza era solo con le altre compagne delle classi quarte, 140 in tutto su 800 posti. Peraltro ogni classe entrava in istituto in fila indiana, distanziati, con mascherina, con gel, eccetera, eccetera, eccetera. Un sospiro di sollievo per tutti, ma fino al secondo tampone gli studenti resteranno in quarantena. Comunque la classe rimane in quarantena fino al secondo tampone, che probabilmente avverrà lunedì. Questo è per precauzione, per massima sicurezza, non vogliamo rischiare nulla. Abbiamo le lezioni in DAD, in DDI per la verità, didattica digitale integrata, e quindi non perdono nulla in realtà, perché prima erano la metà, 12 persone, 13 persone che stavano in digitale, adesso ce ne stanno 26, ma questo verosimilmente fino a lunedì, martedì, quando avremo il risultato degli altri tamponi. Peraltro stiamo comunque molto attenti per eventuali altre situazioni. Il dirigente Iaconianni infine lancia un appello ai suoi studenti e ai giovani calabresi. Agli stessi ragazzi che qui al Telesio stanno osservando le misure in maniera eccezionale, lo devono fare fuori e lo devono fare anche a casa, e agli organi competenti maggiori controlli. Ebbene, attenti anche in futuro, situazioni che vanno affrontate così, di petto, con grande cautela, con serenità, senza isterismi, appunto con l'aiuto, la collaborazione dell'ASP e in questo caso dei direttori, dei dirigenti degli istituti. Andiamo invece a vedere il quadro generale, ne abbiamo già parlato nei titoli, che riguarda la Calabria ad oggi. Ci sono 19 casi in più. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 199.568 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.985, più 18 rispetto a ieri. Quelle negative sono 197.583.
Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare, 203 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 118 in isolamento domiciliare, 489 guariti, 36 deceduti. A Reggio Calabria 5 in reparto, 96 in isolamento domiciliare, 340 guariti, 19 deceduti. A Crotone 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in reparto, 26 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Da altra regione stato estero 282. Nel totale è compresa anche la persona deceduta nel reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 12, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Cosenza oggi registra 4 nuovi casi. Si tratta di migranti riconducibili al focolaio di Mantea. A Catanzaro si registrano 5 nuovi positivi, riconducibili a un nuovo focolaio. A Reggio Calabria invece comunica 3 nuovi positivi, mentre Vibo Valentia ne registra 6. Di questi 5 sono riconducibili a un nuovo focolaio e 1 a un focolaio noto. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1098. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Bene, in molti casi riguardano migranti che vivono nei CAS. La Regione ha pensato di spostarli, di sistemare, di dividere appunto i soggetti positivi da quelli negativi per evitare i contagi che sono avvenuti in alcune strutture, l'espansione del contagio. Però naturalmente protesta da parte dei cittadini e degli abitanti delle località dove è stato pensato di dirottare questi migranti, in particolare a Gasperina. Protestano perché sostengono che la struttura individuata non sia idonea. Vediamo. Questa è la struttura che dovrebbe ospitare i migranti del CAS di Amantea positivi al Covid. Si trova a Gasperina, centro del Catanzarese, un'ipotesi però che non piace agli abitanti della zona. Questa mattina hanno protestato. Abbiamo figli, abbiamo nipoti, abbiamo tutto, abbiamo. Una zona così piccola e siamo abbandonati di tutti, siamo abbandonati. Il proprietario della struttura è stato contattato, ha detto che lui non ne sa nulla. Ma perché gli abitanti di Gasperina dicono no al trasferimento dei migranti nell'albergo in disuso? La principale preoccupazione è che la struttura non è assolutamente idonea per ospitare 31 persone affette da Covid. Uno, per la vicinanza a una chiesa, potete vedere benissimo che la struttura è a 100 metri da qua neanche. 2, è attaccata a una scuola materna, il che vuol dire che tutte le mattine ci sono dei genitori che vengono ad accompagnare i figli. Non è un posto completamente isolato come si dice. Anche il sindaco esprime perplessità sull'ipotesi di ospitare i migranti positivi al Covid. Non ci sono le condizioni minime della struttura. Ci sono delle relazioni da parte dei vigili del fuoco di qualche anno fa, ma poi non c'è tutto quello che chiede il bando. Ecco, quindi noi su questa cosa puntiamo perché abbiamo avuto già una pessima esperienza con un CAS nelle zone marine, proprio nella medesima struttura, dove l'anarchia ha regnato sovrana, quindi non vogliamo ripetere quel film già visto. A differenza di allora che l'abbiamo subito perché c'era un'emergenza migratoria, questa volta diciamo di no, proprio perché pensiamo che la convivenza vada applicata in maniera seria rispettando la dignità di tutti, di chi c'è e che dovrebbe arrivare. Quindi io mi auguro che le istituzioni più in alto di noi, la Prefettura e la Regione, non si assumano questa responsabilità di mettere al bando alcune norme di sicurezza. E resta chiuso fino al 2 ottobre il Comalca di Catanzaro, la struttura che rifornisce di frutta gran parte della Calabria dopo i casi di positività di alcuni dipendenti. Lo ha deciso il sindaco della città capoluogo, intanto la società che gestisce la struttura ha attuato l'igienizzazione di tutti i locali. Eccolo il Comalca di Catanzaro, desolatamente vuoto. La nostra troupe questa mattina ha fatto un sopralluogo e guardate queste immagini eloquenti.
Qui ogni giorno sono centinaia i mezzi di trasporto e i dipendenti impegnati nelle fasi di carico e scarico. Il Comalca è una grossa realtà imprenditoriale che distribuisce frutta e verdura in scala regionale, ma anche oltre i confini. Questa che vedete è l'ordinanza con cui il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, in via precauzionale allo scopo di contrastare e contenere il rischio di contagio da Covid-19, ha disposto la sospensione delle attività del Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria, che rifornisce tutta la regione. La chiusura fa seguito alla positività di alcuni dipendenti di una realtà di vendita all'ingrosso operante all'interno della struttura, fino al prossimo 2 di ottobre. L'ordinanza sindacale è stata disposta dopo che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, sulla base dell'indagine epidemiologica effettuata sui casi positivi inerenti il Comalca, ha consigliato la chiusura dell'attività al fine di poter effettuare tamponi sul personale e assicurarne la riapertura dopo gli esiti. Il tutto avverrà nel giro di pochi giorni per permettere così la ripresa delle attività. Intanto la società ha fatto sapere di aver disposto la sanificazione dell'intero mercato e severe verifiche del mantenimento delle distanze di sicurezza. Allora, ci sono altre notizie che riguardano il coronavirus. Il comune di Stefanaconi non è più zona rossa, sono infatti negativi i 946 tamponi eseguiti in questi giorni dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo dopo l'escalation di casi di coronavirus nel paese, quindi 15 restano in tutto. Il sindaco Salvatore Solano lo ha comunicato attraverso la pagina Facebook. Ci sono ancora 76 soggetti comunque in quarantena cautelare e allora l'invito è a mantenere, a osservare in maniera rigida questa misura restrittiva. Quindi da domani ci sarà lo screening e potranno uscire dal comune in tranquillità le persone di Stefanaconi, perché non è più zona rossa. Insomma, situazione in evoluzione, buone notizie da una parte, abbiamo visto altre invece che invitano alla grande prudenza. Cambiamo argomento. Concluse nella prefettura di Catanzaro le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, sono emerse rappresentazioni di realtà imbarazzanti per lo Stato, ha detto il presidente Morra. Ecco Don Ennio Samile, referente di Libera in Calabria, mentre fa il suo ingresso negli uffici della prefettura di Catanzaro per essere ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia. 2 giorni intensi di audizioni per la Commissione, che ha ascoltato magistrati, rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale, testimoni di giustizia. Don Ennio Samile, sacerdote che in passato ha subito anche intimidazioni per il suo impegno nel contrasto alle mafie, giudica positiva la visita della Commissione parlamentare antimafia in Calabria. È importante questa audizione perché comunque ci offre l'opportunità di comunicare tutte quelle, diciamo così, problematiche che incrociamo quotidianamente. Queste problematiche, lo voglio ricordare, sono soprattutto sofferenze di familiari di vittime innocenti che attendono verità e giustizia, sono sofferenze di imprenditori che denunciano e a volte purtroppo sperimentiamo che lo Stato fa fatica a rispondere loro immediatamente. Sono problematiche che riguardano i beni confiscati, che riguardano il voto libero. Ecco, tutte una serie di problematiche che appunto incrociamo quotidianamente nei nostri ambienti. La Commissione antimafia ha concluso le audizioni. Il presidente Morra traccia un bilancio della 2 giorni calabrese. In funzione di quello che abbiamo ascoltato sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi, sono emerse rappresentazioni di realtà imbarazzanti per lo Stato, per cui o lo Stato decide di investire seriamente, concretamente su questi territori perché c'è un'emergenza. Oggi abbiamo continuato a ragionare con il procuratore Falvo di organici degli uffici giudiziari, ma già ieri con il procuratore Gratteri avevamo avviato una riflessione simile, oppure qua possiamo fare tanti convegni senza che nulla cambi. Adesso la cronaca giudiziaria con la richiesta di 17 rinvii a giudizio. Imprenditori collusi, funzionari pubblici e l''ndrangheta. L'operazione Rupes, condotta dalla Guardia di Finanza, registra un altro passaggio. La DDA di Reggio, dopo l'avviso di conclusione di indagini, ha chiesto al GIP di mandare a processo 17 persone.
Per altre 2 è stata chiesta l'archiviazione. Secondo l'accusa, l'inchiesta ha svelato il dominio che alcune cosche esercitavano sul quartiere di Gallico, a nord di Reggio Calabria. Sotto osservazione anche i lavori effettuati dall'impresa di Vito Lo Cicero, indicato nelle carte come imprenditore a disposizione dei clan, per la sistemazione del lungomare del quartiere. Quell'appalto sarebbe stato, secondo il GICO delle Fiamme Gialle, il risultato di uno scambio di favori non legale tra lo stesso Lo Cicero e Carmelo Giuseppe Cartisano, imprenditore pure lui e coinvolto nel processo Gota. Nel particolare Lo Cicero era sotto pressione da parte di altri clan e Cartisano sarebbe intervenuto per alleggerire Lo Cicero da questa situazione, ottenendo la gestione di una parte dei lavori di rifacimento del lungomare. Nell'inchiesta sono emersi episodi corruttivi che vedono coinvolti funzionari pubblici, tra questi il dirigente della regione Giovanni Pontari e il funzionario del comune di Reggio Domenico Alessandro Macri. E adesso andiamo a Vibo per lo sciopero bianco attuato da studenti, famiglie e docenti del liceo Vito Capialbi di Vibo. Venerdì la provincia ha assicurato che torneranno tutti a scuola. Suona puntuale la campanella al liceo statale Vito Capialbi di Vibo, ma gli studenti e i docenti restano fuori dall'istituto. Non ci sono aule per 8 classi, ma nonostante gli appelli e le promesse, la situazione è ancora di stallo. Era stato fatto un piano perché i ragazzi potessero entrare all'ITE e invece pare che all'ITE non si possa entrare per tanti motivi, uno fra tutti la sicurezza, e pertanto noi ci troviamo concordi con gli alunni affinché questa situazione si possa risolvere. Io sono anche il presidente del consiglio d'istituto del liceo Capialbi e a nome di tutti i genitori abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica contro questa situazione perché non ci è sembrato assolutamente corretto. Uno sciopero bianco per via delle norme stringenti. Una rappresentanza però di studenti, docenti e genitori ha deciso di far sentire il proprio grido di dolore. Non potendo fare un corteo davanti alla provincia, davanti alla prefettura, abbiamo deciso di organizzare ciò che si può fare, ovvero uno sciopero bianco totale di tutta la scuola. Tutti gli studenti sono a casa, in questo momento non è entrato nessuno, anche i docenti ovviamente si rifiutano di fare lezioni in queste condizioni. E noi rappresentanti, con una piccola rappresentanza di altri studenti e di docenti, ma anche di genitori, perché anche le famiglie non sono d'accordo, siamo qui per far capire che non ci stiamo, noi così non andiamo avanti. Siamo disposti a continuare questa protesta finché non riceveremo risposta da parte di qualcuno di competenza. Allora io faccio appello direttamente alla provincia, che comunque è l'organo che si occupa fondamentalmente di queste cose, e chiedo esplicitamente la rivisitazione di queste aule che comunque abbiamo ma che non ci vogliono essere date. Ecco, quindi tra volere e potere è un attimo. Il dirigente dell'istituto ha dato un termine ultimo per trovare una soluzione definitiva. Io spero che se non giovedì, venerdì i ragazzi possano entrare in un clima sereno, questo chiedo. Mi aspetterei una telefonata dal collega Modesti per risolvere questa questione incresciosa, perché noi dobbiamo lavorare in tranquillità, dobbiamo pensare alla didattica dei nostri ragazzi. Dal canto suo la provincia, rispondendo alle polemiche, garantirà l'inizio delle elezioni entro venerdì. Per quanto riguarda le polemiche e le critiche, questo non appartengono al mio modo di fare politica e le metterò certamente da parte, perché venerdì i ragazzi inizieranno il loro anno scolastico all'ITE. Cocaina ed eroina per un valore di 100.000 euro. La droga rinvenuta dai carabinieri in un appartamento a Cosenza era nascosta in una intercapedine ricavata nel controsoffitto di un appartamento. Ecco l'appartamento in cui i carabinieri di Cosenza hanno rinvenuto cocaina ed eroina per un valore di oltre 100.000 euro. La droga era nascosta all'interno di un'intercapedine ricavata nel controsoffitto. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cosenza, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno rinvenuto 13 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 900 grammi, un panetto da 120 grammi di eroina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 25 munizioni calibro 7,65. Nell'intercapedine c'erano anche 6 sacchetti trasparenti contenenti banconote di vario taglio per un totale di circa 11.980 euro. In manette sono finite 2 persone, una donna di 57 anni e il figlio di 26. È stato lo strano via vai di persone nei pressi dell'abitazione ad attirare nei giorni scorsi l'attenzione dei militari. Il cane antidroga Black nel corso dell'operazione ha avuto un grande fiuto nel segnalare al proprio conduttore la presenza dello stupefacente. I carabinieri, notando l'atteggiamento agitato dell'animale, dopo ore di ricerca hanno trovato la
droga nascosta all'interno dell'intercapedine, nascondiglio scelto proprio per eludere eventuali controlli con unità cinofile. I militari hanno smontato i faretti ad incasso presenti nel soffitto, ispezionando con delle microcamere a fibra ottica l'intercapedine, riuscendo alla fine ad individuare ed estrarre la droga occultata. E adesso lo sport, il calcio, oggi giornata di Coppa Italia, in campo squadre di Serie B e Serie C. Vediamo come è andata al San Vito Marulla con il Cosenza che affrontava l'Alessandria, un Cosenza imbottito di giovani di belle speranze che hanno fatto davvero un figurone. Inizia subito Sueva con la Vardera a mettere in difficoltà l'Alessandria, poi sfiora il gol Tiritiello dopo il primo colpo di testa di Sacco e siamo soltanto al primo minuto, poi Sciaudone aspetta Sueva che entra in area, mette al centro palla che sfugge, c'è anche una spinta di troppo al centro dell'area, ma il Cosenza crea, inventa e davvero mette alle corde l'Alessandria che prova soltanto in una circostanza nel primo tempo con Eusepi a trovare il gol del vantaggio, ma è Sueva il mattatore, ancora qui molto bravo l'estremo difensore avversario a chiudere lo specchio, come vedete una azione dopo l'altra, ci prova anche Sacco e anche in questo caso si esalta il portiere dell'Alessandria che poi deve vedersela ancora con Sueva che va a saltare l'uomo per l'ennesima volta e poi esplode questo tiro di destro che viene ostacolato dall'estremo difensore. Secondo tempo più o meno lo stesso cliché, anche se sono di minore misura le azioni. Qui Balulì sfiora il gol, ancora una volta decisivo l'intervento del numero 1 della squadra piemontese e poi il colpo di testa sull'assist di Baez da parte ancora di Sueva che continua a sciorinare conclusioni, unica occasione qua che poteva essere la beffa, siamo già nei supplementari, ci prova Carretta con questa fuga personale, il pallone che si spegne di pochissimo sul fondo e poi si va ai calci di rigore con la lotteria che premierà il Cosenza grazie alle 3 parate di Falcone, la prima su Casarini, poi il gol di Carretta per l'1-0. Tiro dell'ex Arrighini che si fa parare il rigore così dallo scatenato Falcone, sul dischetto va Idda che segna per il 2-0, Castellano segna per la squadra dell'Alessandria, poi c'è il gol di Cone, un bolide davvero imprendibile, la botta del torinista e poi l'errore di Quinzio che fa passare il turno al Cosenza che affronterà il 28 ottobre la Reggiana che ha vinto a sua volta i rigori contro il Monopoli, una gara molto combattuta terminata 2-2, esulta giustamente il Cosenza e giocherà la Reggina invece che ha superato il Teramo di misura contro il Pescara. Questo per quanto riguarda la Coppa Italia. Andiamo invece a vedere come è andata la giornata di borsa. Chiusura incerta per le borse europee mentre Wall Street avanza in scia la prospettiva di un accordo su un nuovo piano di aiuti. Bene i numeri ADP sull'occupazione statunitense nel settore privato, che ha superato le attese degli analisti con un incremento di 749.000 unità, consensus 650.000, contro le 481.000 del mese precedente. Lievemente migliore delle attese anche la lettura finale del PIL USA del secondo trimestre, che ha evidenziato comunque un crollo del 31,4%. In mattinata Christine Lagarde, presidente della BCE, è intervenuta in una conferenza a Francoforte, aprendo a un cambiamento significativo nella revisione strategica in corso all'Eurotower. In particolare potrebbe cambiare l'approccio nei confronti dell'inflazione, in linea con le recenti delibere della Fed, in quanto la formula al di sotto ma vicina al 2% non è più attuale. Il FTSE MIB termina in flessione dello 0,2%, debole come il CAC 40 di Parigi a meno 0,6%, il DAX di Francoforte e il FTSE 100 di Londra a meno 0,5%, mentre chiude poco sopra la parità l'Ibex 35 di Madrid a più 0,2%. Oltreoceano guadagnano terreno il Dow Jones a più 1,6%, l'S&P 500 e il Nasdaq a più 1,3%, dopo che il segretario del Tesoro americano Steven Mnuchin ha affermato di aspettarsi un'intesa con la speaker della Camera USA Nancy Pelosi sul pacchetto di aiuti.
Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,174, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scambia poco mosso a 105,5. Tra le materie prime avanzano leggermente le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,4 a 41,7 dollari e il WTI a più 0,8 a 39,6 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund rimane in area a 139 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,86%. Tornando a Piazza Affari, Saipem si posiziona in testa al FTSE MIB a più 4,9%, seguita da Banco BPM a più 3,9% e Tenaris a più 3,15%, mentre arretrano Amplifon a meno 2,6% e Banca Generali a meno 4,35%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo con questo tempo che sta cambiando e si va verso un altro breve periodo di caldo a quanto pare. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'aumento della pressione sta favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione, che però si avvertirà maggiormente dalla giornata di giovedì, sebbene qualche addensamento in più insisterà lungo i litorali tirrenici, con possibilità di debolissimi fenomeni isolati. Anche le temperature subiranno un progressivo aumento, raggiungendo il loro apice nel corso del prossimo fine settimana, risultando di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ad esclusione dei litorali tirrenici e versanti ionici crotonesi, dove insisteranno addensamenti nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con ventilazione di direzione occidentale, calmo o poco mosso il Mar Ionio per venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.